Ben ritrovati amici di Diffusion e buon inizio di settimana. Avete passato un buon weekend? Mi auguro di sì, ma di sicuro lo avrete passato se siete stati in compagnia dei nostri programmi o se ci avete seguito sulle nostre pagine Facebook o YouTube. Bene, ma ora andiamo nel vivo della trasmissione di questa puntata di Diffusion e quindi venite con me nel salotto delle ragazze in Chick Chat. Questa settimana due protagonisti straordinari. Uno ci parla di attacchi di panico, questa malattia, perché di fatto lo è, che colpisce sempre più persone, giovani donne, ma anche alcuni giovani uomini. E poi, per stemperare un po' la tensione, ci vuole sempre un po' di musica. Quindi forza, andiamo! Debbie, a noi piace sempre scherzare, parlare di cose rosa, glamour, glitter, tacchi, eccetera, però insomma ci sono anche degli aspetti un po' più dark, o un pochino più tristi di cui parlare e da risolvere, no? Tu sai tanto. Sì. Esatto. Mi conosci da quanti anni? Troppi. Probabilmente per la tua pazienza, e sai che io ho sofferto e ogni tanto ancora soffro di attacchi di panico, non mi vergogno, magari un tempo mi sono vergognata a raccontarlo, ora fortunatamente non più. E per questo ho pensato di farti conoscere una persona per me molto importante, una mia amica, si chiama Barbara come te. Vieni Barbara. Lei è Barbara Prampolini. Ciao. Ciao, ciao Deborah, ben trovata. Ben arrivata. Ciao, piacere di conoscerti. E Barbara è la presidente di questa associazione, questa Onlus, che si chiama Pronto Intervento Panico, che diciamo fa riferimento come specialista di riferimento a il dottor Rosario Sorrentino, un neurologo che io ho avuto sinceramente la fortuna di incontrare alcuni anni fa, quando stavo veramente male, perché io avevo proprio smesso di vivere, ho lasciato un lavoro per gli attacchi di panico, perché non riuscivo più a salire in macchina, e ho incontrato il dottor Sorrentino, ho letto il suo libro, che io penso di essere stata la prima a leggerlo, perché uscì in libreria, lo misero fuori nella libreria a fianco a casa mia, lo stavano mettendo in vetrina, c'era questo libro con la copertina rossa, la scritta panico, il punto esclamativo, l'ho preso e l'ho comprato. Ho letto questo libro, ho deciso di fidarmi e affidarmi al dottor Sorrentino e sono guarita. Quindi ho conosciuto Barbara e Barbara è anche autrice di questo altro libro che ho io in mano adesso, Panico, la sconfitta del mostro. Ma che cosa sono gli attacchi di panico? Gli attacchi di panico, diciamo che in sintesi estrema possiamo dire che sono l'incontro con la morte. Nessuno probabilmente la conosce veramente, ma per chi ha sofferto di attacchi di panico sono tantissimi episodi di morte fondamentalmente, perché si viene assaliti da una serie di sintomi terribili, tutti insieme, contemporaneamente, appassionatamente, che ti paralizzano, ti fanno stare male e ti fanno credere che stai per morire, se non altro svenire, perdere il controllo, impazzire, il cuore va a mille, la sudorazione è copiosa, hai la paura di perdere il controllo. Quindi inizialmente chi soffre di questo disturbo può pensare di avere effettivamente, non so, un attacco cardiaco? Assolutamente, spessissimo infatti chi finisce in pronto soccorso con il primo attacco di panico è perché è convinto di avere un infarto in atto o qualcosa di molto simile, tanto è vero che a volte i sintomi sono gli stessi, dolore al petto, al braccio sinistro, anche a me è capitato, devo dire, diverse volte, fino a quando al pronto soccorso non mi sopportavano più e mi hanno cacciata insultandomi quasi, perché al mese ci sarò andata 5 volte con un infarto in atto che di fatto non era. Quindi il tuo interesse verso questa materia è proprio nato anche da una tua esperienza personale con gli attacchi di panico. Sì. Ma quindi Deborah, anche tu, cosa succedeva? Guarda, io sono stata comunque sempre molto fortunata, perché nella mia vita, anche nei miei momenti più grandi di sfortuna o comunque insomma nelle mie difficoltà, io mi ritengo fortunata, perché io il primo attacco di panico l'ho avuto, avevo 21 anni, me lo ricordo come se fosse, adesso ne ho 40, quindi 19 anni fa, stavo giocando a biliardino, stavo anche vincendo, questo è un dettaglio non da poco, Era in porta come sempre.
Stavo vincendo, a un certo punto ho iniziato a dire oddio, 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 perché io dico oddio, cioè la mia frase da attacco di panico è oddio, 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 e mi sembrava di non riuscire a respirare, mi sembrava, avevo la sensazione di essere sul punto di morire. Ora, nella mia carriera di impanicata, perché è una carriera, diciamo... È un arco. Sì, è sinusoidale, ci sono periodi in cui va meglio, periodi in cui va peggio, in generale però devo dire sinceramente avrò avuto in tutta la mia vita, nei miei 20 anni da impanicata, 10 o 15 attacchi di panico. E non sono mai andata al pronto soccorso io, cioè ho sempre... Li hai sempre riconosciuti come sì, qualcosa di non... A parte il primo dei nuovi cicli, che era una cosa che mi spaventava perché ero convinta di non averli più, a parte ecco il primo, in generale era qualcosa che mi atterriva, ma non al punto da capire che certo, era un attacco di panico. Quindi al pronto soccorso non ci sono andata. Tuttavia ho fatto tutta la trafila che fanno gli impanicati, dal tanto ce la faccio da sola al capire che invece da soli non ce la si fa molto spesso, e soprattutto fare quella che secondo me, e credo anche secondo Barbara, è stata la chiave di volta per risolvere il mio problema, cioè decidere di seguire una terapia e seguire tutti i consigli e le prescrizioni che mi dava un medico esperto. Perché, Barbara, tu lo confermerai, c'è moltissima disinformazione e moltissima paura legata proprio al fatto che gli attacchi di panico sono considerati una fisima e quindi come tali non vanno curati in maniera seria e professionale, però oggi siamo al 10% della popolazione italiana che almeno ha avuto un episodio nella vita. Quindi come si fa per, Barbara, come si fa, se ti ho interrotto, per risolvere questa situazione, per sconfiggere gli attacchi di panico? Ma anzitutto bisogna, come diceva Deborah, rivolgersi a dei veri esperti, quindi questa è una cosa fondamentale e noi come obiettivo primario della Onlus abbiamo proprio quella che io definisco la diffusione della cultura del panico, cioè sapere cosa sono gli attacchi di panico, come si possono affrontare. Una volta che ci si rivolge ai veri esperti, che chi sono? Sono neurologi, psichiatri specializzati in attacchi di panico o psicoterapeuti cognitivo-comportamentali. Non lo dico io questo perché chiaramente io non sono un medico, ma è quanto dai protocolli nazionali e internazionali emerge. Pertanto questi sono stati individuati come gli esperti ai quali ci si deve rivolgere. Ma nella tua esperienza che cos'era che faceva scatenare questi attacchi di panico? Ma innanzitutto, come dice anche il dottor Sorrentino, è importante fare una distinzione importantissima, perché gli attacchi di panico non vengono a tutti indistintamente, bisogna comunque essere predisposti geneticamente, pertanto magari due persone vivono gli stessi eventi traumatizzanti, gli stessi stress o gli stessi problemi, non è detto che entrambi abbiano poi gli attacchi di panico, quindi questo è molto importante. Io evidentemente ho una predisposizione genetica e anche una certa familiarità, perché anche questo ha la sua importanza, pertanto a seconda delle fasi della mia vita non ho avuto periodi lunghissimi di attacchi di panico, ho avuto fasi, il primo a 19 anni, poi sono stata serena per un po', poi mi sono tornati, l'ultimo periodo invece è stato drammatico perché per qualche anno proprio io tutti i giorni avevo un attacco di panico e non sapevo come gestirlo. Poi per fortuna appunto ho incontrato Sorrentino, la mia vita è cambiata per fortuna veramente perché non era più vita. Ma non è sempre facile individuare la goccia che fa traboccare il vaso, può essere uno stress prolungato, un trauma tipo la fine di una relazione, un lutto, un qualcosa che comunque va a turbare un equilibrio, bene o male. Tu sei avvocato? Sì. Interferiva con la tua professione? No, perché poi io mi sono sempre occupata di responsabilità medica e quindi insomma mi ero ritagliata una nicchia abbastanza serena, tranquilla, non era tanto quello, ma spesso nella vita capitano una serie di coincidenze che magari una sull'altra ti portano. Io venivo da un periodo di stress prolungato dovuto a vari fattori e nel momento fra l'altro stranissimo in cui
ho iniziato a rilassarmi, quindi È dire, stato lì. ah bene, adesso finalmente ho risolto una serie di problemi, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico. Anche per te è stato così? Sì, sì. Io soffrii di attacchi di panico. La prima volta mi vennero quando lasciai un fidanzato dopo 5 anni che non sopportavo più. Iniziai tra l'altro una relazione che per altri 5 anni andò molto bene, poi chiusi anche quella, però insomma esattamente quando mi liberai da questa relazione malata per la mia vita, io iniziai a soffrire di attacchi di panico. Quando mi tornarono la volta dopo, mi tornarono con un ex fidanzato, andai a convivere il 1° giugno del 2007, il 1° giugno del 2007 mi tornarono gli attacchi di panico, questo doveva essere un campanello d'allarme, però che io ho trascurato, ma una cosa che secondo me è molto importante fare capire, e con Barbara io collaboro facendo l'ufficio stampa della sua Onlus e dandole una mano per quanto io riesco, una cosa che io ritengo sempre importante far capire è che, primo, gli attacchi di panico sono una malattia, cioè non è una fisima di qualcuno, perché io quando soffrì per la prima volta di attacchi di panico 20 anni fa, se io dicevo a qualcuno che avevo avuto un attacco di panico mi dicevano questa è matta. Certo. Ora ci fanno i film, ragazzi, perché Iron Man 3... Iron Man soffre di attacchi di panico. Il protagonista dei romanzi di John Esbo, Harry Hole, questo investigatore intelligentissimo, parecchio problematico, ha gli attacchi di panico. Insomma, gli attacchi di panico sono purtroppo entrati a far parte del quotidiano. Questo cosa significa? Significa che, come con ogni forma di malattia che abbiamo imparato a conoscere, si può imparare a conoscere, curare gli attacchi di panico. Poi bisogna anche imparare ad accettare gli aspetti della propria personalità. Io sono una personalità ansiosa, Dio non voglia, almeno non sono una personalità depressa, conosco gli attacchi di panico, non conosco la depressione, ci sono persone che avranno altri problemi diversi dai miei, non credo che esistano in questo caso una malattia di serie B, una malattia di serie A, certo. L'importante è prendersi cura e prendersi la responsabilità della propria vita, cioè quindi affidarsi a un esperto, perché Barbara ci sono anche le persone che tentano con il fai da te, quindi con le 20 goccine di ansiolitico, sì. Poi che diventano 30, 40, 50, 60, 70 fino a quando si arrendono. Ma io vorrei sottolineare una cosa a proposito di questo che trovo anche abbastanza pericolosa. Ad esempio, mi capita abbastanza di frequente di leggere anche su Facebook, social network meravigliosi, però a volte pericolosissimi. Quindi su Facebook a volte in questi gruppi ci sono persone che si confrontano addirittura sui farmaci. Io prendo questo, tu quanto ne prendi, tu come l'hai preso. È una cosa che io vorrei veramente chiedere che si evitasse, perché ognuno di noi è un mondo a sé e soprattutto quando si parla di farmaci, per cui ognuno può avere la propria risposta assolutamente soggettiva. Non possiamo scambiarci informazioni come in che ristorante sei andata, che scarpe ti metti, cioè i farmaci sono una cosa seria, le cure sono una cosa seria, per cui scambiarsi queste informazioni in modo così leggero trovo che sia molto pericoloso, perché si incorre nel fai da te e quindi non va bene. Senti, sfogliando il vostro libro vedo che c'è proprio un capitolo dedicato al ruolo della famiglia, degli amici e dei colleghi in questo tipo di situazione. Qual è il ruolo appunto che hanno le persone attorno a noi e come possono aiutare? Allora, anzitutto dobbiamo essere noi, come io definisco impanicati, a dialogare e cercare di fare capire che cosa ci sta succedendo. Perché a volte la vergogna, a volte il pudore fa sì che magari non siamo così trasparenti. Questo già è un errore perché comunque, come diceva Deborah, è un disturbo come un altro, per cui se si parla di cose ben più gravi da un punto di vista clinico si può tranquillamente parlare anche degli attacchi di panico. Chi ci sta vicino, parlando ad esempio della famiglia, poi non deve avere un ruolo né vittimizzante, per cui tipo poverino poverino, esatto, ma nemmeno superficiale, per cui bisogna avere attenzione a chi soffre di attacchi di panico, ma non essere poi troppo accondiscendente, tuttavia aiutare e sostenere la persona ad affrontare il problema, non trascurarlo, perché comunque a volte se si trascura poi diventa un grosso problema per tutta la famiglia. Ci sono famiglie intere tenute in ostaggio dagli impanicati, perché di fatto se uno soffre di attacchi di panico non si può spesso, a certi livelli,
non guida la macchina, non prende il treno, non prende l'aereo, non sta in casa da solo, non fa questo, non fa quello, e quindi chiaramente chi gli sta vicino diventa un ostaggio. Scusate, Deborah ride perché tu queste cose... Allora, io dunque intanto fino a 3 anni fa non prendevo l'aereo, ma quello a prescindere dagli attacchi di panico ero terrorizzata all'aereo. L'ho preso una volta dopo aver fatto un microcorso per vincere la paura di volare, da quel momento io posso andare su qualunque aereo, potrei vivere in aereo. I miei attacchi di panico, quei pochi che ho avuto, io li ho avuti praticamente solo in macchina, e io tutti i giorni per venire a lavorare faccio, tra andare e tornare, 90 km in macchina. Allora, ci sono dei giorni in cui vado via unta, dei giorni in cui mi viene un pochino d'ansia, però si mettono in atto alcune strategie che ti permettono anche di controllarla, e poi soprattutto non mi colpevolizzo più, perché una volta mi davo dell'oca marina perché non riuscivo a fare questo, non riuscivo a fare quello, perché non riuscivo a fare quell'altro. Adesso ho imparato che ci sono giorni in cui vado via liscia, dei giorni in cui vado via un po' più storta. L'importante è che io arrivi alla mia meta, ossia che non metta in atto quello che è il meccanismo che crea la vera e propria sindrome, la DAP, il disturbo da attacchi di panico. Il disturbo da attacchi di panico che cos'è? È una sindrome legata all'ansia anticipatoria. La sensazione che causa un attacco di panico è così brutta, così sconvolgente, proprio ecco, sconvolgente, perché ti ribalta completamente quello che era il tuo vissuto, quelle che erano le tue capacità, le tue abilità, le tue conoscenze. Tu arrivi, provi veramente questa sensazione di morte, che dici: ma cosa ne sai, non è mai morto nessuno. È vero, perché non è mai morto nessuno, ragazzi, attacchi di panico, mai caso clinico riportato di morte per attacco di panico. Però succede che questa sensazione è così brutta che non si vuole più rivivere in nessun modo, e quindi si mettono in atto delle strategie di evitamento. Cioè, mi sono venuti al cinema, vabbè, allora al cinema non ci vado più, e vabbè, si può stare anche senza andare al cinema. Mi sono venuti alla parrucchiera, e allora dalla parrucchiera non ci vado più, e vabbè, si può stare senza il cinema e la parrucchiera. Mi sono venuti in macchina, e allora e quindi poi uno smette di vivere. Purtroppo è così. Senti, leggendo dal vostro libro, si può affermare che generalmente una persona che soffre di attacchi di panico è una persona fragile? Assolutamente no. Infatti spesso si citano personaggi noti dello spettacolo, del mondo del lavoro, piuttosto che insomma VIP, cosiddetti VIP, per far capire che magari chiunque di noi può avere degli attacchi di panico, e non sono collegabili né alla fragilità, né alla mancanza di carattere, né a caratteristiche che hanno a che fare con doti intellettive piuttosto che capacità soggettive. Tanti nomi noti, da Arrigo Sacchi appunto a Giovanni Allevi, che sicuramente ha scritto anche una canzone, un pezzo sugli attacchi di panico. Esattamente, la Pellegrini, voglio dire, una campionessa del mondo. Califano Buonanima. Califano, ma tantissimi sono i personaggi del mondo dello spettacolo, e comunque conosciuti e noti, che hanno queste problematiche, a testimonianza del fatto che sono trasversali, non guardano in faccia nessuno, né da un punto di vista sociale, economico, culturale, di nessun genere, tipo, e anche possiamo dire che proprio non c'entrano con le debolezze. Spesso infatti chi soffre di attacchi di panico viene scambiato per persona debole, ma non è assolutamente così. È un cortocircuito, diciamo, che a un certo punto dentro di noi scatta, ma ha un inizio e ha una fine. Nel momento in cui è finito... Cioè il punto è, finisce, l'attacco di panico ha una durata massima di mezz'ora. Ecco, io anche lì sono stata fortunata, perché non li ho mai avuti di più di 3 o 4 minuti. Ma io veramente ho avuto fortuna anche negli attacchi di panico, devo dire la verità. Nonostante questo mi hanno spaventata così tanto che io ho messo in atto per certi periodi della mia vita delle strategie di evitamento. Ecco, l'importante è riuscire a non mettere in atto queste strategie, perché progressivamente sono quelle che ti portano a tenere in ostaggio, come diceva Barbara, la famiglia, ma soprattutto la tua vita. Certo. Perché non metti più il naso fuori di casa, e la vita, perché gli attacchi di panico, noi diciamo, è la paura di morire, ma se vogliamo essere onesti, gli attacchi di panico sono la paura di vivere, secondo me. Ma a mio parere non proprio così, perché allora gli diamo una valenza, secondo me, psicologico/psicanalitica, che in realtà purtroppo non hanno, perché sarebbe forse bello, perché allora vuol dire che noi potremmo incidere in maggior misura, ma in realtà purtroppo questo non è, perché
almeno gli scienziati, come appunto Rosario Sorrentino e altri neuroscienziati nel mondo anche, hanno proprio dimostrato che si tratta di scompensi chimici che avvengono dentro di noi, quindi sicuramente ciò che ci succede, le problematiche che dobbiamo incontrare, vivere, superare, condizionano questa patologia. Però noi incidiamo fino a un certo punto, purtroppo a volte, perché magari sarebbe meglio. Foto! Foto, È il momento sono molto contenta che ne abbiamo parlato Impanicate. e che abbiamo parlato anche così Barbara, faccelo apertamente. venire anche tu, così anche tu fai parte del Esatto, nostro infatti gruppo vorrei di quasi fare Impanicate. una foto di Impanicate, ma sicuramente... Ok, grazie mille Grazie, a voi, Barbara, grazie a grazie. voi. Da noi, ciao, grazie. Ciao.